Salve a tutti, vediamo ora come disegnare il grafico della funzione tangente su un foglio A4 a quadratini da 5 mm. Intanto prendiamo come approssimazione di π greco 3, cioè arrotondiamo π greco a 3 per fare il disegno perché a occhio comunque non si noterà e ci semplifica molto il lavoro. E poi bisogna ricordare che la funzione tangente si ripete ogni 180 gradi, due volte più di frequente delle funzioni seno e coseno. Quindi 180 gradi corrisponde a π radianti, in pratica la funzione tangente è periodica di periodo π. E quindi potremmo disegnare il grafico da 0 a π, però è meglio disegnarlo da meno π mezzi a π mezzi, da meno 90 gradi a 90 gradi, perché in quei due valori la funzione va a infinito e visto che va a infinito abbiamo questi asintoti verticali. E allora poi dobbiamo mettere dei valori per la tabella, no? Qui abbiamo i valori in radianti, 0 e π mezzi e meno π mezzi, qui sono gli estremi e in entrambi i casi la funzione va a infinito. Poi abbiamo π quarti che sarebbe 45 gradi e lì la funzione tangente vale 1 e in meno π quarti vale meno 1. Poi abbiamo 60 gradi π terzi e lì la funzione tangente vale radice di 3 e beh in meno π terzi vale meno radice di 3. Poi c'è ancora un valore che non molti conoscono, ma si conosce quanto vale la tangente per 75 gradi, che corrisponde a 5 dodicesimi π. Lì tangente di 75 gradi vale 2 più radice di 3. E in meno 5 dodicesimi π vale il suo opposto, meno 2 meno radice di 3. Allora, con questi valori, come vedete il disegno sta bene sulla pagina. E che unità di misura ho scelto? Allora, ho scelto che π greco, che comunque lo arrotondiamo a 3, ma il π greco che lo arrotondiamo a 3 equivale a 9 centimetri. Però qua dobbiamo andare fino a π mezzi, quindi questo lo mettiamo π mezzi qui a 4 centimetri e mezzo. Allora ricordiamoci, prendiamo π greco uguale a 3 e 9 centimetri. Π mezzi lo mettiamo a 4 centimetri e mezzo, π quarti è ancora la metà di quello, quindi 2,25, poi sta a metà del quadratino. E π terzi, se π valeva 9, π terzi vale 3 centimetri. E questo 5 dodicesimi π si può calcolare 5 dodicesimi per 9, perché 9 centimetri è π e viene 3,75, che sta comunque a metà di questo quadratino. Lo stesso qui per i valori negativi. E sull'asse y 1 a cosa equivale? 1, allora se abbiamo detto che π, che lo prendiamo uguale a 3, corrisponde a 9 centimetri, 1 rispetto a π è un terzo, no? Quindi un terzo di 9 centimetri, 3 centimetri. Quindi 3 centimetri, poi 6, 9. E quindi adesso possiamo mettere qui i valori. Questo tangente di 0 uguale a 0, qui c'è l'origine, e qua in π quarti vale 1, però in π terzi vale radice di 3. Allora possiamo arrotondare radice di 3 e moltiplicare con 3. Perché? Perché l'unità 1 corrisponde a 3 centimetri. Allora se vogliamo avere in centimetri radice di 3 dobbiamo fare, in pratica dobbiamo fare 3 volte radice di 3, il valore in centimetri, e viene circa 5,2. E poi per qua in 75 gradi 5 dodicesimi π dobbiamo prendere questo 2 radice di 3, se vogliamo avere in centimetri, visto che l'unità è 3 centimetri, moltiplichiamo questo valore con 3 e troviamo, se potete fare i calcoli, troviamo comunque 11,2 centimetri e gli altri qui sono gli opposti dall'altra parte. Bene, adesso si può disegnare il grafico con questi punti.
Qua poi si avvicina all'asintoto, all'infinito. Ecco, così l'abbiamo disegnato. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.